Buongiorno Andrea, buongiorno a Buongiorno, tutti. come stai? Tutto bene? Tutto bene qua in Alicante, Spagna. Buongiorno a tutti gli studenti dell'Accademia Matuscacco. E- Sono un studente spagnolo di Andrea, della versione spagnola, e anche sono spagnolo, ho trovato molto interessante questo corso della difesa francese. ti E volevo dire, allora, beh, innanzitutto tu sei spagnolo, no? Vivi ad Alicante, anche se parlicchi un po' l'italiano, no? Perché mi hai un detto po'. che hai vissuto per un periodo di tempo in Lombardia, no? Mm. E tu sei un allievo che ha sempre giocato la francese, no? E Sì, quindi, sì, sì. visto che giochi la francese, nonostante, no, la barriera linguistica, no? Mm. Perché effettivamente è più facile, no, studiare un corso nella propria lingua materna. Nonostante questo, hai voluto acquistare comunque il corso che abbiamo appena fatto e dimmi, ti sta piacendo? Cioè, è vero che è in italiano e magari per te è difficile, ma ti Mm. sta piacendo il corso? Pensi che sia utile per il tuo gioco e per capire meglio i tuoi piani, i piani che Sì, devi giocare in questa difesa? sì, sì, assolutamente. Io sono insegnatore di scuola e penso che le cose quando sono fatte con qualità non hi ha problema di lingue, anche in scacco è facile intendere. E Facile per capire me anche a scacchi. Va bene, capire, sì. allora mi sembra che a lezione tu mi avevi sempre detto, ti eri sempre lamentato della variante di Mm. cambio, no? Che mi dicevi che non Mm, sapevi bene come giocare per vincere, no? Ti demoralizzavi se te la giocavano giocatori. sì. Adesso è più facile, no? Capire come sbilanciare con i piani, con l'arrocco lungo anche, no? Le idee. Solamente guardando due video di 15 minuti ho imparato molte idee, molti schemi per combattere questa situazione. Sì, e non è patta, c'è tantissimo gioco. Ti Sì, ricordi, sì, no, sì. che gli schemi base erano che su cavallo F3, qua Mm. giocavamo alfiere G4, cavallo E7, donna di 7 e in base a cosa faceva lui potevamo anche arroccare lungo e, diciamo, imbastire una posizione con gli arrocchi contrapposti. Se qua Mm. giocava cavallo E2, alfiere D6, ora non può fare alfiere F4 perché se no avrebbe il pedone in presa, no? Se faceva C3 ti ricordi che qua giocavamo donna F6 e gli impedivamo Sì, alfiere F4 e cavallo E7 e ancora una volta potevamo arroccare lungo, no? E poi qua sì. poi ci saranno spiegate, no, anche nel corso cosa succede se lui arrocca corto con due partite modello mie e Mm. cosa succede se lui prova ad arroccare lungo lo stesso, no? Ma sei d'accordo che se arrocca lungo C3 indebolisce un po' di caselle, no? Sì, li fa più debole. E allora l'schema è più facile con il cavallo N7 e l'alfile In F5 e gli N5. indebolisco C4 e c'è una partita di Sì. Aliekin anche che vedremo. E poi te Mm. lo dico, c'è anche una partita contro Riccio che è un giocatore italiano che penso che sia un Mm. maestro, che è un giocatore per corrispondenza anche, che per corrispondenza è molto forte, ho giocato un Mm. torneo a Montecatini. E va bene, adesso tornando a due partite no, recenti tue che abbiamo visto recentemente. Ti ricordi, no, che in alcuna delle lezioni, qualche lezione avevamo visto che ti avevano giocato cavallo di due, no? Che è la Sì, difesa a Tarrasch. la Mi dicevi variante che non Tarra, sì. sapevi bene cosa fare, no? E dopo No. C5, qua c'è cavallo F3, c'è anche C3, che mi sembra, perché poi dimmi te che nel corso farò vedere anche, però probabilmente questo non l'hai ancora visto perché l'hai appena preso questa settimana, no? Nell'uscita, ma ti Mm. ricordi? Perché con te penso che abbiamo visto come giocare con il nero contro il pedone isolato, no? Sì, sì, lo abbiamo visto. Ed è utilissimo, no? È Utilissimo. E principale perché attaccare il peone isolato è esatto, guadagnare la tutti i partita. concetti. E qua su C3 ti ricordi Mm. che abbiamo visto due partite modello dove giocavo questo piano? Mm. Si metteva qua l'alfiere, no? E qua c'era il problema diciamo, dei cambi dei pezzi leggeri, dove ogni Sì. cambio del pezzo leggero indeboliva di 4, anche se poi
questo che ho giocato nelle due partite modello non è il miglior modo di giocare e cavallo F6 è la mossa più forte, viene ben spiegata nel corso. Sì, per Ma me, questa struttura viene presa in considerazione e penso che serva anche nel mediogioco, no? mm. Mi piace tantissimo che al corso è indicato quasi, beh, penso che tutte le varianti. Eh, allora è facile ricordare il principale schemi a qualcosa ti gioca l'avversario. Sì, sì, contro Sta tutto, no? molto Ho ben provato a organizzato. classificare contro tutto Mm, e oltretutto anche mettere partite modello. Ecco, qua ti hanno giocato cavallo F3, tu hai giocato cavallo C6, che si può giocare, ma nel corso spiegherò bene come giocare con C per D4, questo te lo devi vedere. Perché mm, nella tua partita, no, eri andato un pochino a corto di idee, qui avevi dovuto mettere l'alfiere in sì, D7, ma in realtà qua si può giocare ancora C per D4, ma è meglio prendere subito. E questo te lo studierai, no? Anche perché, poi assolutamente. dimmi anche te che sei d'accordo che alla fine, ovviamente è un po' un investimento, no? Prendere il corso, ma sono più di 30 ore e se uno lo vede con lezioni private, ogni variante ci mette molto di più, no? E spende anche molto di più a Sì, vedere tutto. penso che è un investimento di tempo main, perché tu hai fatto questa ricerca, questo studio, e per me è stalviare molto tempo. Sì, E sì, perché non c'è soldi, per me non c'è soldi perché è molto utile per il mio scacco, per la sì, è un mia bel forma di giochino. investimento, grazie, grazie. Mm, E ti ricordi, infine, una cosa mm, che avevamo visto? Una partita che avevamo visto una partita tua quando il corso era in fase di elaborazione, che ti avevano giocato la variante di spinta, no? mm, E avevi giocato questa variante qui. Ti hanno giocato alfiere di 3, che è la variante del pedone avvelenato, dove in quest'ordine alfiere di 3 non è così forte come contro donna B6, perché qua con donna B6 già fatta è possibile giocare alfiere di 3, puoi giocare, ignorare, fare il cosiddetto gambetto Hector, ma con l'alfiere in D7 non abbiamo ancora deciso dove andare con la donna. Se lui gioca certo. alfiere di 3, ci perde 4 e arrocca, possiamo prendere in C3 senza perdere tempi con la donna, abbiamo un secco pedone in più e quando ci fanno C per D4, che si vincolano a prendere in D4, ora sì che facciamo donna B6 come hai fatto te. Mm. Su arrocco prendiamo il pedone perché stiamo meglio, no? Perché un pedone è un pedone, no? E qua viene tutto analizzato nel corso, Y come... está anche il punto, il re está defensato per l'alfile in Sì, D7, che è l'alfiere, un'altra esatto, questo idea. alfiere difende questa diagonale Mm, molto bene, ottimo. E qua, dopo C per D4, C per D4 e donna B6, il tuo avversario ti ha giocato alfiere C2 e tu non sapevi bene cosa giocare. Tu hai no, giocato cavallo E7, hai messo qua il cavallo in F5 e ti ricordi che ti hanno doppiato questi pedoni. Hai dovuto perdere di nuovo tempo con l'alfiere. E la posizione è comunque interessante perché c'erano sempre piani. Qua addirittura si può giocare, si può mantenere il re al centro, si possono giocare piani di espansioni, si può mettere il cavallo in C4, ma non so se ti ricordi che nell'analisi, e questo c'è nel corso, ma questa è una delle mille cose che ci sono. Ti ricordi mm, che ti avevo detto che era meglio prendere l'alfiere? Che se tu ti assolutamente. imbarazzi dell'alfiere, il bianco non ha più iniziativa nell'ala di re. La sua iniziativa è finita. E ti Sì, ricordi sì, sì. un'altra cosa che qua mi ricordo che a lezione mi avevi detto? Mi dà fastidio alfiere a 4. E avevamo visto che invece donna a 6 Mm, è quasi, diciamo, è un massacro perché anche se il re va in D7, ora il nostro attacco è molto più potente. Il sì. suo re sarà nei guai. Se gioca cavallo C3, noi diamo scacco, non può prendere No una può, scoperta. E se va no in può D2, roccare. sì, Mm, non può andare sulle case chiare perché sì, sì, sì. perde. E se va in D2 perde più materiale. Ed è massacrante, donna a 6. Se torna indietro perde vari tempi, sta malissimo. E cioè, sei d'accordo che se uno magari. Ora è facile da capire, ma se uno non lo sa prima, magari uno non pensa che può permettere al bianco di portarci il re in D7, no? Totalmente, totalmente. E qua sei Anche d'accordo ora che c'è un grande vantaggio per il nero qui?
sì, anche penso che quando io ho fatto questa partita, ero il mio secondo Messi con te, e era un rivale che aveva 350 punti elo Aveva 250 punti elo in più di te, no? y solamente con le tue idee he combattuto bene questo rivale. Ah, in questo momento penso che podría Potresti anche ganarle. vincere, no? Sì, sì, Sì. penso che sì. Grazie alle tue idee delle Grazie, francese. grazie. E grazie a te soprattutto. Va bene. Nulla, allora spero che con le idee di videogioco, per le altre lezioni, no, che facciamo, le Mm, lezioni di gruppo con l'Accademia, ti siano utili e spero che anche questo corso ti sia utile per, diciamo, sicuro, trovare un'arma definitiva contro i quattro. Grazie sicuro per che aver sì. acquistato il corso, per la A fiducia, te. per esserti imbarcato in questa avventura. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. E se magari giocherai qualche bella partita con la francese, magari la posterai e la analizziamo insieme, magari. Perfetto. Per finalizzare, voglio dire che animare a tutti a appuntarsi all'Accademia Matoscacco perché non solamente per le lezioni, anche per le sessioni in diretto con te, Grazie, con grazie i mille, compagni. grazie, sì, grazie per Sì, l'invito all'Accademia, no, di Matto Scacco anche con Christian, se qualcuno sì. se magari ci sta seguendo qualcuno in spagnolo, la versione in spagnolo dell'Accademia, Mate Hack, che è lunedì sera, o le lezioni con Christian di giovedì. Io in te e nell'altro allenatore ho trovato un altro stile di insegnamento, di imparare per me e sono molto contento con il mio scacco e la mia evoluzione. Grazie mille, ti Grazie Andrea, ringrazio tantissimo, grazie di grazie a cuore. tu. Grazie, perfetto. Buona giornata allora, ci vediamo. Ciao Ciao a ciao. tutti, Ciao bye bye. ciao, grazie.